Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti e a tutti. Abbiamo pensato, come Federazione di Rifondazione Comunista di Treviso, che a 13 mesi dall'esplosione del Covid, del coronavirus e della zona rossa, noi siamo stati tra i primi qui a Treviso con Venezia e Padova tra il 7 e l'8 di marzo dell'anno scorso a essere stati dichiarati zona rossa. Abbiamo pensato che fosse il caso di fare un punto della situazione e cercare di capire con le persone che operano in scienza e coscienza nella psichiatria e nella salute mentale quali siano le correlazioni, quali siano i rapporti di causalità appunto tra il Covid, la pandemia o per meglio dire la sindemia e la salute mentale, questa specialità insomma della medicina messa ampiamente in sollecitazione da quella che è stato appunto il fenomeno del Covid. Lo facciamo con Tiberio Monari e Giordano Padovan, psichiatri con i quali collaboriamo spesso e che abbiamo invitato a varie iniziative che abbiamo proposto nel corso degli anni. Tiberio Monari, già responsabile coordinatore della CGIL Medici regionale, quindi con un punto di vista di grande preparazione su quella che è la dinamica della psichiatria in Veneto e della sanità in Veneto, e da qualche anno responsabile dell'osservatorio regionale per la psichiatria, per la salute mentale della CGIL Medici, appunto, Funzione Pubblica CGIL Medici. Giordano Padovan, compagno di Padova, attualmente in servizio presso il carcere Due Palazzi, coautore recentemente del libro Guida alla psicoeducazione del disturbo bipolare. Ci sono vari versanti, io la faccio molto breve, ci sono vari versanti che meritano un'analisi appunto. Il primo di questi ambiti è la condizione purtroppo nella quale hanno dovuto operare gli psichiatri e in qualche maniera i professionisti addetti alla cura rispetto alla salute mentale nel corso di quest'anno, perché gli strumenti della professione sono tipicamente la relazione, sono l'inclusione, sono la prossimità, strumenti esattamente antitetici a ciò che è stato il Covid, all'isolamento sociale, alla separazione. Il Covid in qualche misura ha sottratto gli strumenti stessi per la cura di quella che è la situazione, di quella che era la situazione pregressa, già difficile in molti casi in Veneto, lo dirà Tiberio Monari nello specifico. Il Veneto è una delle regioni che investe di meno in rapporto al totale della spesa sanitaria in salute mentale. Quindi quelle che sono state le difficoltà in quest'anno della presa in carico, della prima visita, delle visite domiciliari, delle visite dei familiari presso le comunità alloggio. Il secondo versante è chiaramente quelli che sono stati gli effetti immediati del Covid da un punto di vista appunto di fenomeno patologico e di disturbo psichiatrico. Quella che è stata l'incidenza della paura del contagio, dell'isolamento, della costrizione domestica in molti casi, e qui si aprirebbe e si aprirà un capitolo insomma importante, della perdita di lavoro o del precariato lavorativo, quindi anche delle condizioni materiali, e chiaramente vado proprio per elenco, per sommi capi, di quella che è anche la comorbidità delle dipendenze, quella che viene chiamata comorbidità, delle dipendenze da alcol o da sostanze, insomma, nel corso di questa fase. Chiaramente questa fase di 13 mesi si articola in varie temporalizzazioni. Se pensiamo, senza entrare insomma nella malattia o nel disturbo, a ciascuno di noi
come si rapportava al Covid quando a marzo, ad aprile scorso sembrava un'emergenza di qualche mese e come si sta rapportando, come si è rapportato a dicembre o adesso di fronte alla seconda e alla terza ricaduta con un fenomeno che a tutti insomma ha creato l'immaginario di non essere un fenomeno emergenziale ma di non vederne la fine e di essere in qualche misura un fenomeno cronicizzato. Poi c'è chiaramente un terzo ambito e qui chi si occupa di questo tipo di fenomenologia ha una preparazione, ha chiaramente una preparazione che riteniamo sia importantissima sul terreno politico, che è quella del capire in termini di salute mentale ciò che implica quello che in medicina viene oramai chiamato, l'avrete visto sui mezzi di informazione, long Covid, cioè gli effetti a posteriori della pandemia, gli effetti che si genereranno, che nel nostro caso, insomma, e questo ci interessa particolarmente da un punto di vista dell'analisi politica, sono chiaramente ampiamente correlati alla già difficile situazione sociale. Se oggi abbiamo ancora due pilastri di sicurezza sociale determinati dati dal blocco degli sfratti e dal blocco dei licenziamenti, quando questo tipo di garanzie di sicurezza rispetto a due ambiti fondamentali della vita e dell'esistenza della persona, che sono il reddito e sono la casa, quando questi due pilastri verranno meno, certamente ci saranno delle implicazioni di disagio sociale e di disagio personale che vanno oltre a quelle già ampie che ci sono state materialmente in molti esercenti, in molte situazioni di precariato già nel corso di quest'anno. Allora, chiedo a Fabrizio Baggi, che ringrazio per la regia, come ringrazio tutte le compagne e i compagni della Federazione di Treviso, Stefano e Stefania in particolare, per aver organizzato e promosso questa iniziativa. Chiedo a Fabrizio se è stato risolto il problema di collegamento o con Tiberio Monari o con Giordano Padovan. Se eccolo qua Tiberio, grazie mille e a te la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Buonasera, anzi. Mi sentite? Allora, mi date un ritorno, mi sentite? Sì, perfettamente. Perfetto. Allora, io volevo fare un po' una panoramica di quello che era il periodo per quanto riguarda la salute mentale pre-Covid, perché come tutti sappiamo l'epidemia del Covid sta manifestando sempre di più le sue caratteristiche di emergenza sanitaria, ma anche, come diceva prima, ma anche dal punto di vista psicologico e sociale, aggravando ulteriormente le difficoltà nella tutela della salute mentale, che già da diversi anni, adesso porterò dei dati su questo tema, sta manifestando la propria sofferenza. Zanalda, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria, ha stimato che il Covid porterà a un aumento di circa il 30% dell'utenza in carico ai servizi. Ma io volevo anche dare alcune informazioni, perché ho un po' la sensazione su com'è l'impatto della salute mentale, perché la sensazione è un po' che non vi sia una vera valorizzazione di cosa significa in termini di sofferenza, in termini di costi umani, in termini di costi anche economici la salute mentale e un'organizzazione non adeguata. In Europa i disturbi mentali sono in aumento, si calcola che circa 50 milioni di persone, l'11% della popolazione, soffra di un qualche disagio psichico. La depressione è uno dei disturbi mentali più diffusi e gravi. Dati provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea, occidentali e meridionali, indicano una prevalenza nell'arco della vita di forti depressioni del 9% degli uomini adulti e del 17% delle donne adulte. L'impatto di questo disagio sulla qualità della vita può corrispondere a quello di una grave malattia fisica, ad esempio un grave ictus. Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di mortalità notevolmente più elevati rispetto alla media.
Per esempio, persone con depressione maggiore e schizofrenia hanno una possibilità del 40-60% maggiore rispetto al resto della popolazione di morte prematura a causa di problemi di salute fisica che spesso non vengono affrontati, come il cancro, le malattie cardiovascolari, diabete, infezioni e anche di suicidio. Quest'ultima rappresenta la seconda causa di mortalità nei giovani su scala mondiale. C'è da dire anche che i disturbi mentali influiscono su altre malattie come il cancro, le malattie cardiovascolari e l'infezione. L'AIDS e l'HIV sono a loro volta influenzate da queste, pertanto necessitano di servizi comuni e un'attiva mobilitazione di risorse. È stato dimostrato che la depressione può causare una predisposizione dell'infarto del miocardio, al diabete, i quali a loro volta aumentano il rischio di insorgenza di una depressione. Numerosi fattori di rischio, quali ad esempio una modesta condizione socio-economica, l'alcolismo e lo stress, si riscontrano comunemente sia nei disturbi mentali che in altre malattie non trasmissibili. Si è constatato anche che i disturbi mentali spesso si accompagnano a disturbi da uso di sostanze psicoattive, come diceva Gabriele prima, ed è un'altra emergenza, quello dell'utilizzo dei giovani di sostanze. I disturbi mentali fanno anche precipitare gli individui e le loro famiglie in una condizione di povertà. La perdita della casa e la detenzione inappropriata è molto più frequente nelle persone con disturbi mentali che nella popolazione generale ed aggravano ulteriormente la loro condizione di emarginazione e la loro vulnerabilità. A causa della stigmatizzazione e della discriminazione, le persone con disturbo mentale vedono violati i loro diritti umani e molti di loro vengono privati dei loro diritti economici, sociali e culturali. Sono vittime di limitazioni nel diritto al lavoro, all'istruzione, alla procreazione e alla possibilità di ottenere le migliori condizioni di salute. La estrema disattenzione anche verso la salute mentale ha dei pesanti riflessi anche per quanto riguarda l'aspetto sociale ed economico. Nel rapporto della Harvard School, ripreso dall'Economist, tra il 2011 e il 2030 il costo delle malattie mentali in tutto il mondo sarà di oltre 16 trilioni di dollari, più di patologie oncologiche, cardiovascolari e respiratorie, croniche, diabete, eccetera. Secondo i dati dell'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel suo focus fare i conti con la salute mentale, la depressione grave, il disturbo bipolare, la schizofrenia e le altre malattie gravi riducono la speranza di vita in media di 20 anni rispetto alla popolazione generale. Il 5% della popolazione mondiale in età lavorativa ha una severa malattia mentale, un ulteriore 15% è affetto da una forma più comune. Il costo della gestione, c'è chi dice anche della cattiva gestione della salute mentale, comporta circa 4 punti percentuali di PIL. Un punto di PIL sono circa 16 miliardi, quindi sono 64 miliardi, di cui solo il 35% è a carico del sistema sanitario, l'altro 65% perdita di lavoro, eccetera. Questo anche per dirvi di come, voglio dire, un investimento nella salute mentale, nei servizi della salute mentale non comporta una diminuzione, un aggravio dei costi. Anzi, Dawn Chilson, su Lancet Psychiatry, esperto del DSM e abuso di sostanze dell'OMS, ha calcolato che per ogni dollaro investito per offrire ai cittadini più servizi per il trattamento dei disturbi psicologici e psichiatri, è possibile ricavarne ben 4. Lo studio è stato condotto in 36 paesi a basso, medio e alto reddito e ha calcolato le spese associate ai trattamenti e il ritorno in termini di salute, stimando costi e guadagno per il periodo compreso tra il 2016 e il 2030. Vabbè, qui non vi cito tutto, comunque comporta un notevole risparmio, quindi voglio dire il discorso che viene fatto, no, a parte che voglio dire la tutela della salute mentale come qualunque altro tipo di salute è un dovere costituzionale, l'articolo 32 della Costituzione ci viene dato e voglio dire in questo caso assolutamente le risorse che vengano offerte sono quanto mai esigue. Come diceva Gabriele, si va in paesi europei che investono oltre il 10%, all'Italia che dovrebbe avere una media del 5%, ma in realtà una media del 3,4%, assolutamente insufficienze, con le differenze enormi. Ad esempio, il Veneto che nel 2016 investiva il 2,9%
sulla salute mentale della spesa di psichiatria, nel 2018 investe il 2,5%, arrivando alla penultima posizione. Il Trentino, che investiva il 6,2%, nel 2016 investe il 7,5% nel 2018, quindi investendo il triplo di quello che investe il Veneto. Questa è una situazione, voglio dire, che ha dei pesanti riflessi, voglio dire, sull'assistenza sanitaria. Perché? Perché Cavicchi, che era, voglio dire, che conoscete, penso tutti, che è un eminente sociologo, nel 2017, quindi prima, voglio dire, dell'epidemia del Covid, analizzando un po' i dati che manifestavano un enorme aumento della salute delle persone sofferenti di problemi mentali, arrivava ad affermare questo, dava un'immagine molto suggestiva e diceva che il malessere mentale ormai in questa società ha la natura di un'epidemia, purtroppo un po' profetico. Ma lo Stato si comporta come un untore, cioè abbassa le difese, smantella i servizi, taglia sugli operatori, i quali rispetto all'epidemia di malessere mentale restano i veri e unici vaccini possibili. Il rapporto sulla salute mentale del Ministero della Salute, presentato nel dicembre 2016, ha evidenziato che i servizi di salute mentale italiani hanno subito negli ultimi anni la riduzione del 40% del personale. E questo ha dei riflessi, voglio dire, notevoli per quanto riguarda l'assistenza, voglio dire. Se noi pensiamo, dando dei dati, io parlo sempre del periodo pre-Covid, per darvi un'idea, poi ulteriormente il Covid ovviamente ha peggiorato questa situazione. Nel rapporto alla salute mentale del Ministero della Salute, nel triennio 2015-2017 vi è stata una diminuzione di 500 medici, 100 psicologi e 1000 infermieri. Nonostante in questo triennio i pazienti sono aumentati di 80.000 unità. Vi è stato un aumento delle prestazioni territoriali che sono passate da 10 milioni nel 2015 a 11 milioni nel 2017 e vi è stato anche un aumento delle strutture residenziali del 50%, con un aumento della degenza media che supera gli 800 giorni. E qua si tocca un altro punto che toccherò velocemente, no? Allora, Basaglia diceva che abbiamo abbattuto i manicomi, ma non abbiamo abbattuto la mentalità manicomiale, intendendo cosa? Che il grande lavoro di Basaglia è stato quello di portare il paziente da una reclusione in una struttura psichiatrica isolata dal mondo, a, voglio dire, riportarlo nel mondo, riportarlo nel suo territorio di vita. Se voi pensate che una volta i malati psichiatrici erano chiamati alienati, e gli psichiatri erano chiamati alienisti. L'etimologia di alienato deriva dal latino che ha due modi di dire altro, c'è l'altro fra due persone che è alter e c'è l'altro con una persona con cui non abbiamo assolutamente niente a che fare che è l'alieno. Allora il fatto che i malati psichiatrici venissero definiti alienati era un segnale che noi con loro non avevamo nulla a che fare, no? Le rinchiudevamo nei manicomi, eccetera. Per fortuna comunque si sta lavorando molto da questo punto di vista, per cui voglio dire, da tanti punti di vista si sta investendo su strutture riabilitative che sono strutture riabilitative inserite nel territorio di origine, no? Si parla di residenzialità leggera, cioè di uscire da una logica di lunghi percorsi in strutture psichiatriche. Vi dicevo che sono aumentati di 800 giorni, nel Veneto la media è 1200 giorni, e quindi non tenere i pazienti per lunghi periodi in strutture, ma cercare di reinserirli il più possibile nel loro territorio di vita. Nel loro territorio. Qual è un discorso da fare, a mio parere? Che il problema della malattia mentale, la malattia mentale è una malattia come un'altra, quindi è una malattia che può guarire, può peggiorare, può cronicizzarsi, e quindi effettivamente c'è la possibilità anche di situazioni di cronicizzazione. Però tantissimi studi hanno evidenziato che per evitare la cronicizzazione sono importanti degli interventi precoci.
cioè degli interventi fatti nei primi anni di vita, durante addirittura anche la scuola materna, durante le scuole elementari, eccetera. Quindi questo vuol dire investire nel personale, investire negli psicologi, investire nelle scuole, investire, voglio dire, in progetti che riescono a come dire, catturare l'esordio precoce, individuare l'esordio precoce e curarlo subito. Perché se si riesce a curare subito l'esordio, le manifestazioni psicotiche, le possibilità di guarigione sono molto più alte e quindi anche le possibilità di cronicizzazione sono molto più basse. E questo è un aspetto molto importante. Su questo vi devo dire degli altri dati, però, che per quanto riguarda la salute mentale dell'infanzia non abbiamo, voglio dire, dei dati e dei servizi adeguatamente strutturati, perché vi dico alcuni dati. Allora, il numero per dirvi, spesso i minori vengono ancora ricoverati in strutture in SPDC dove vengono ricoverati per gli adulti, questo avviene in diverse regioni. Il numero di ricoveri impropri di età evolutiva presso i servizi psichiatrici per adulti variava dal 43 al 71%. E tenete conto che il 50% dei casi di patologia psichiatrica ha un esordio in età infantile adolescenziale. E alcuni dati, solo un utente su 2 accede ai servizi territoriali di neuropsichiatria, solo un utente su 3, parlo di utenti minori, riesce a ricevere un intervento terapeutico riabilitativo, solo un utente su 3 con necessità di ricovero ordinario in urgenza riesce ad accedere a un reparto di neuropsichiatria infantile e solo un utente su 10 riesce ad effettuare un passaggio in un servizio per l'età adulta. Allora, se noi vogliamo agire sulla prevenzione, discorso che vale per tutti i servizi, dobbiamo dotare ogni servizio del personale che, voglio dire, che necessita per quel particolare servizio, al di sotto del quale non è possibile dare un'assistenza adeguata. Questo concetto è stato fatto, elaborato anche in espresso bene, anche in un articolo che nel 2016 Starace, che è presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e consulente del Ministero della Salute, ha fatto dicendo qual è la risposta che i servizi psichiatrici italiani riescono a dare alla patologia psichiatrica. Allora, calcolando qual era la domanda, calcolando qual era l'offerta, qual era il personale, e ci riferiamo a numero di pazienti del 2016 e personale presente nel 2016, lui stabiliva che si riesce a dare una risposta solo al 55% degli utenti che hanno problematiche. Questo è un dato, nel 2016 si dà una risposta adeguata a un utente su 2. Questo è un dato che fa veramente riflettere. E noi cosa facciamo come sindacato? Io sono un esponente della CGL e faccio parte dell'Osservatorio di Salute Mentale e concludo adesso questa brevissima introduzione. Cosa proponiamo noi come sindacato? Proponiamo di adeguare i servizi con il personale, voglio dire, di tutte le categorie, partendo dai medici, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori, i tecnici, gli infermieri professionali, i tecnici di abilitazione, che sono necessari allo scopo. Se un centro di salute mentale, se una comunità, se voglio dire un servizio non ha il personale sufficiente, non riesce a erogare un servizio adeguato. E su questo, voglio dire, per avere personale sufficiente ci vogliono anche delle risorse. E se, voglio dire, il Veneto investe il 2, spero che sia cambiato, spero che siano cambiate, voglio dire, le intenzioni. Recentemente abbiamo fatto anche un incontro con l'assessore che si è detto disponibile, eccetera. Speriamo che queste cose si concretizzino, però voglio dire, bisogna investire di più, bisogna avere più attenzione a quello che sono i problemi della salute mentale, perché c'è voglio dire, una quota di sofferenza, di angoscia che sicuramente è molto aumentata col discorso del Covid per tutte le questioni che diceva prima Gabriele, che aumenta e peggiora sicuramente questa situazione che un po' tutti noi vediamo nei nostri luoghi di lavoro, io lo vedo negli ambulatori, ma ognuno di noi lo vede dove vive e lo prova anche sulla propria pelle, perché siamo anche animali sociali, abbiamo bisogno di relazioni con altri, di confrontarci con altre persone, così. Ma io finirei questa breve
così un po' presentazione un po' della situazione, poi magari intervengo dopo se ci sono domande. Grazie Tiberio. E fra poco andrà in onda, sarà collegato Giordano Padovan, appunto, che ho già presentato prima. Riprendo la presentazione degli ospiti di questa sera, nel senso che ricordo che è presente Rosa Rinaldi della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista e responsabile sanità, che farà un intervento dopo Giordano e concluderà anche i lavori. Prima, chiaramente è disponibile sia su Facebook che su YouTube la possibilità che chi vede l'iniziativa faccia degli interventi scritti, faccia delle domande o delle considerazioni, e avremo anche 2 interventi in video da parte appunto di persone, di compagni che vivono delle situazioni, come ricordava Tiberio, abbastanza significative. Un luogo di lavoro di massa come è l'Electrolux, con appunto l'intervento, il contributo video di Paola Morandin, e tutta la questione dei minori, degli studenti, in qualche misura adolescenziale, con Alberto Cocco, insegnante di Treviso. Prego Giordano Padovan, a te la parola. Microfono. Giordano? Giordano, il microfono. C'è un problema di audio. C'è evidentemente un problema di audio. Chiedo a Rosa Rinaldi se è collegata, se nel frattempo no, si sta attrezzando. Allora, facciamo l'intervento di Rosa Rinaldi. A Giordano, se ci sta ascoltando, è meglio che esca, che selezioni il microfono e che poi rientri. Prego Rosa. Mi sentite? Buonasera. Sì, allora, io naturalmente non sono del settore, non sono un medico, tantomeno psichiatra. Però mi sono occupata di sanità in passato, anch'io ho un passato da CGIL Funzione Pubblica e diciamo me ne sono occupata da quel punto di vista. Ho ascoltato la prima relazione che trovo davvero molto interessante. Interessante per necessità omogenee che esprime. Io penso che la chiusura dei manicomi ha rappresentato la prima vera rivoluzione nel paese, perché era una presa di coscienza di quelle malattie che tendenzialmente, non perché fossero infettive, ma perché diciamo un po' era un problema per la famiglia, si allontanavano e si chiudevano quasi a dimenticarsi che ci fossero.
E quindi io ricordo bene quella battaglia perché i manicomi, tra l'altro, all'epoca erano strutture gestite dalle province. Io sono una ex dipendente della provincia di Milano. Ricordo bene la battaglia che si è fatta ed è stata la prima vera deistituzionalizzazione, ovvero non chiudere all'interno di un istituto una persona che è portatrice evidentemente di problemi, ma fare in modo che la famiglia, da un lato, il territorio, i servizi, le istituzioni si facessero carico appunto di quelli che erano i problemi di una comunità. È stata la prima vera deistituzionalizzazione, dopo è seguita quella degli orfanatrofi, come sapete non ci sono più, ma insomma è stata quella una stagione da questo punto di vista davvero rivoluzionaria. Talmente rivoluzionaria che ha poi messo al centro una delle riforme più belle che abbiamo avuto in questo nostro paese, che è la 833, la riforma sanitaria, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, fondato in particolare sulla diffusione dei servizi nei territori e fondato sulla pratica della prevenzione. Io ho ascoltato le parole che venivano dette prima, ma anche le preoccupazioni. È evidente che il territorio è il luogo in cui o sviluppi apertura di servizi per le cittadine e per i cittadini e anche per i problemi di salute mentale. Ho sentito parlare di epidemiologia sulla salute mentale, che è quello, diciamo, è una delle categorie, delle professionalità più utili, più necessarie, più intrinseca, potrei dire, alle necessità appunto di rispondere all'articolo che è stato richiamato, l'articolo 32 del diritto alla salute, perché la salute appunto è fatta di molte cose ed è fatta naturalmente dell'assenza di malattia, ma è fatta anche di una relazione molto stretta tra i luoghi di lavoro, il territorio, i servizi nel territorio, la prevenzione, l'inchiesta, la ricerca, e la cura dovrebbe essere più o meno l'ultima istanza, nel senso che quello che capita tu lo hai previsto. C'è un'altra cosa molto importante che soprattutto nei servizi legati alla salute mentale, ma non solo, anche nei servizi che allora istituimmo, soprattutto per le donne come i consultori, era una pratica molto importante, era quello del lavoro in equipe, soprattutto per quanto riguarda, io penso, soggetti portatori appunto di patologie psichiatriche, piuttosto che soggetti, i cosiddetti dropout, per i quali avevamo appunto istituito servizi sul territorio, le comunità alloggio e figure, parlavi della CGIL prima, figure che sono entrate in un contratto e non esistevano come quelle degli educatori, cioè di una equipe in cui la persona viene vista nella sua interezza e non soltanto nella sua capacità o meno di esprimere un disagio, una sofferenza, una patologia. Questo viene fuori appunto dalla relazione e proprio in quegli anni a cui facevo riferimento, non solo per nostalgia, perché ne ho pure tanta, ma perché lì davvero avevamo trovato una capacità di rispondere con l'innovazione ai bisogni di salute e di rispondere soprattutto al dettato costituzionale, cosa che si è provveduto invece poi a cancellare molto presto. Pensate che cosa erano le equipe psicomedico-pedagogiche, che erano all'interno delle scuole, perché c'era la medicina scolastica e quindi erano presenti nelle scuole, facevano l'inchiesta, facevano ricerca, avevano la relazione con i ragazzi, i bambini, le bambine che frequentavano le scuole, prevenivano patologie che potevano aggravarsi o disagi a volte che potevano poi sfociare in una patologia. L'idea del lavoro in equipe di quegli anni
è un'idea anch'essa straordinaria e purtroppo troppo presto abbandonata, perché appunto se tu concepisci il servizio sanitario e la risposta appunto al diritto alla salute, non puoi occuparti solo della malattia o del sintomo che la persona esprime, ma devi evidentemente sapere, occuparti anche di sapere dove la persona lavora, dove vive, quali sono i problemi sui territori, quali sono i problemi che ha in casa, per esempio. E così questo vale naturalmente anche per i minori, per i ragazzi. E quindi, diciamo, il lavoro in equipe è quello che vede, che prova ad intervenire sulla persona appunto nella sua interezza. Oggi che cosa abbiamo invece? Vado a concludere questo mio primo intervento. Abbiamo avuto una drastica riduzione del personale, ognuno lavora più o meno con la sua competenza e senza particolari relazioni, se non basate sulla volontà delle operatrici, degli operatori, dei medici di raccordarsi, perché appunto è necessario lavorare in questo modo, ma non c'è, diciamo così, come fondamento del servizio. I servizi stessi, soprattutto quelli di salute mentale, ma non solo, io partecipo a molte iniziative sul servizio sanitario, sulla pandemia che ci ha trovati nudi alla meta, perché c'è stata una spoliazione del territorio di servizi, c'è stata una spoliazione dei servizi da personale dipendente, c'è stata la trasformazione delle operatrici e degli operatori in tanti precari, in tanti sfruttati e sfruttate all'interno dei servizi che ci sono, dall'ospedale al servizio, quei pochi che ci sono sul territorio. In questo senso io penso che facciamo bene a riprendere la parola su queste cose, perché sono le cose che riguardano noi, ma che riguardano la vita appunto di tutti i giorni delle persone. E quindi questa sera facciamo un focus sulle questioni legate appunto alla psichiatria, ma quella storia è la stessa storia di quegli anni che ha attraversato e reso moderna la nostra società, moderna nel senso buono del termine, nel senso che appunto non ci accontentavamo di avere il medico, noi volevamo il medico e volevamo la psicologa e volevamo l'assistente sociale, volevamo lo psichiatra e volevamo l'assistente sanitaria, cioè avevamo bisogno di quell'insieme di funzioni. E questa cosa, se vale in generale nei servizi, in un reparto ospedaliero, vale in particolare, a mio avviso, per quanto attiene ai servizi legati alla psichiatria. Quindi io penso che da qui dobbiamo ricominciare, poi ci sarà eventualmente tempo. Noi abbiamo lanciato una campagna per il pubblico, nel senso che riteniamo che bisogna fare una campagna politica importante. La CGIL, il sindacato, farà naturalmente la sua parte e l'ha lanciata per quanto li riguarda, ma noi riteniamo che appunto vada rimessa al centro il pubblico, che vada assunto il personale necessario. L'Italia è il paese in cui si lavora di più con meno personale e il personale è il più anziano di tutta Europa, perché siamo 5-6 anni superiori nella media europea per quanto attiene all'età. Quindi questa è la campagna, ora ho detto soltanto il titolo, ma insomma io penso che questa campagna riguardi la rimessa al centro dei servizi pubblici, la rimessa al centro della qualità del lavoro all'interno della sanità e dei servizi socio-sanitari. Significa rimettere al centro appunto socio-sanitario e non soltanto la messa al centro della cura, che poi, come sappiamo, è stata largamente privatizzata e il Servizio Sanitario Nazionale è stato definanziato. Quindi questi sono soltanto alcuni passaggi che mi sento di fare dopo aver ascoltato il primo intervento, ma credo che questo argomento, che vive in tutte le nostre case, al di là, diciamo, dei gradi che una patologia può avere, perché
soprattutto, veniva detto prima, in un periodo come questo in cui siamo chiusi nelle case, in cui abbiamo tantissimi messaggi che arrivano e poco tempo alla fine anche per memorizzare, sedimentare, eccetera, l'impossibilità in alcuni casi ad uscire perché il rischio è reale, beh, questo io penso che non solo ha mutato e muterà i comportamenti, ma dovremo verificarlo appunto, ma io ne sono abbastanza convinto, potrà diciamo anche determinare aspetti da un punto di vista psichiatrico cioè interessanti, importanti, sui quali bisogna allertarsi per tempo. Grazie mille a Rosa Rinaldi e ora è la volta di Giordano Padovan che credo abbia risolto il problema col microfono. Eccolo qua in collegamento. No, credo male. Credo stia provando a sì, il microfono è aperto e allora dovrebbe esserci un problema di connessione. Va bene, passiamo oltre e innanzitutto se avete degli interventi, ribadisco, scrivetelo nei canali dove l'iniziativa viene trasmessa e passiamo al primo dei due contributi legati al vissuto, in qualche misura, legati nella fattispecie allo stabilimento Electrolux, a un luogo di lavoro di massa, come da queste parti ce ne sono pochi, e a Paola Morandin, RSU FIOM CGL, che appunto ha i contatti, ha sotto mano la situazione insomma in questo luogo significativo, con i disagi sociali, occupazionali e le preoccupazioni che ne conseguono. Prego Paola. Beh, intanto saluto tutti. Partecipo con piacere a questa iniziativa perché io lavoro in Electrolux, grande azienda, inclusiva, più di 1200 dipendenti, quindi una buona esperienza. Noi come RSU, non sono solo io, anche altri compagni come RSU, ci troviamo spesso ad affrontare delle situazioni difficili perché non abbiamo le competenze, non abbiamo le conoscenze, però ci troviamo ad aiutare dei lavoratori che hanno dei problemi molto seri e che molte volte non sono seguiti da quelli che sono i servizi esterni che dovrebbero dovrebbero contattarli. Io vedo, la mia esperienza vede 3 problemi importanti nei luoghi di lavoro, nel luogo di lavoro in cui io sono. Il primo problema che secondo me è legato al Covid è la questione delle persone fragili, mentalmente fragili, quelli che magari hanno una leggera depressione già da prima, che però con l'isolamento, con il Covid, con la paura dei contatti hanno avuto dei grandi peggioramenti. Il rientro in società, in stabilimento, a lavoro li ha resi molto paurosi, molto nervosi, fanno fatica a stare insieme con gli altri. E questo riguarda soprattutto le persone che vivono da sole, che hanno vissuto soprattutto la parte del primo mese di chiusura dell'anno scorso in completo isolamento. Quando sono rientrate in fabbrica e non ne sono ancora uscite a livello proprio di tranquillità, sono rientrate con questa paura del tutto di tutti. E questo secondo me è un primo grande problema che io lego soprattutto al Covid e quindi all'isolamento che abbiamo dovuto affrontare tutti. Il secondo problema che io vivo in questo momento è
il problema dei giovani. Noi, Fabbrica Grande, da molti anni non avevamo contatti con nuovi assunti, con i giovani, e da qualche mese ci sono circa 200 terministi e io noto un particolare nervosismo nei giovani. Sono irrequieti, sono ingestibili, sono molto anche aggressivi tra di loro. Noi interveniamo sempre, li tranquillizziamo, copriamo anche un po' quelle liti che vengono fuori, che l'azienda non deve capire, sentire e scoprire. Però mi rendo conto che non è un bel modo di vivere. Anche noi quando siamo entrati eravamo insofferenti perché il lavoro, la catena, tutto quello che si vuole, però veramente in questo momento i giovani che entrano sono molto, molto litigiosi da far preoccupare. La litigiosità porta al licenziamento, la litigiosità porta ad essere insegnati anche per futuri lavori, quindi un malessere, un mal di vivere che comunque dopo porta anche a una difficoltà nel trovare altri tipi di lavoro, venire anche confermati nel lavoro che si trova, anche se solo per pochi mesi. Quindi anche questa è una situazione che stiamo vivendo, che stiamo affrontando, facciamo molta fatica a comprendere perché non l'avevamo mai vissuta e ci trova anche in difficoltà perché non capiamo neanche cosa possiamo fare. Non è da molto tempo, un paio di settimane, addirittura abbiamo fatto, non noi, l'azienda ha fatto intervenire anche le forze dell'ordine perché uno dei ragazzini giovani aveva perso il controllo. E sono cose veramente molto preoccupanti, sono molto gravi e la parte peggiore è che la cosa non è stata capita. I lavoratori hanno preso paura, il ragazzo è stato tacciato come ragazzo violento, solo noi abbiamo tentato di spiegare, anche alzando la voce, che c'è un problema diverso dietro. Quando un ragazzo diventa violento vuol dire che c'è un problema che sta a monte, è un problema psichiatrico, è un problema di autocontrollo e quindi fatica anche a spiegarlo all'azienda, fatica a spiegarlo anche ai compagni di lavoro, fatica anche a intervenire dopo. E questo è il secondo punto, quindi soggetti fragili, soggetti giovani, che per qualche motivo sono irrequieti. E poi secondo me il terzo problema che io sono contenta di affrontare con voi è la questione dei lavoratori che hanno particolari malattie psichiatriche. Ce ne sono alcuni molto gravi all'interno dello stabilimento, come penso in qualsiasi altro posto, che stanno peggiorando con il tempo. E io non do colpa al Covid, non do colpa all'età, non do colpa al fatto che la struttura, i centri di salute mentale, le strutture che dovrebbero seguire questi casi sono completamente assenti. Manca completamente il legame tra il soggetto psichiatrico e la struttura medica che dovrebbe supportarlo. Non c'è la fiducia tra medico e paziente, il contatto tra il paziente, tra questi lavoratori e la struttura si concretizza solamente con la pastiglietta oppure con l'intervento medico, ma non c'è un rapporto di dialogo, di conoscenza, che poi dovrebbe sfociare nella fiducia tra medico e paziente. E molti lavoratori io vedo che stanno abbandonando anche le cure, nel senso che decidono da soli come curarsi, decidono da soli che quel medico non gli piace perché non c'è dialogo, perché non si riesce a farsi capire, perché non c'è un supporto. Per cui queste persone, sono un numero anche importante, perché sono 3-4 persone, decidono di far da soli. Far da soli per malati di questo tipo vuol dire avere problemi di malattia, vuol dire avere problemi al lavoro, vuol dire far fatica a avere contatti con gli altri, vuol dire assenze non giustificate, vuol dire anche
un lavoro fatto non bene, e un'azienda come può essere Electrolux, ma come può essere qualsiasi altra cosa, non è che porta tanta pazienza con questi soggetti, quindi più trascurati sono e più rischiano di essere isolati dai compagni di lavoro, rischiano il posto di lavoro perché magari superano il comporto, non si presentano al lavoro, sono scostanti, e quindi anche un isolamento al di fuori della fabbrica. Persone magari che vivono da sole, persone che hanno debiti, che hanno mutui, che hanno delle esigenze particolari, che però stanno vivendo in questo momento un auto isolamento perché non trovano una struttura esterna che li supporta. Noi ci troviamo noi a impegnarci verso l'azienda o verso anche le strutture esterne come garanzia, ma noi non abbiamo né competenze né conoscenze per fare queste cose, però magari davanti all'azienda ci proponiamo noi a dire sì, però vi garantiamo noi che proviamo ad aiutarli, facciamo fare un percorso o situazioni di questo tipo. La situazione è molto grave perché queste persone hanno bisogno di aiuto e la struttura che dovrebbe dargliela non c'è, e io insisto, questo non è un problema del Covid, è un problema che non c'è l'attenzione verso queste malattie come dovrebbe essere. Non c'è secondo me ci si mette anche poca passione verso queste malattie, e quindi si lascia stare, gli interventi che vengono fatti su questi lavoratori sono esclusivamente medici e non basta. Può essere anche che il Covid abbia distratto un po', però io penso che è proprio la struttura che non funziona. Io vedo anche centri di salute mentale che ho frequentato, purtroppo c'è un turnover di medici che non lascia neanche il tempo al paziente, al lavoratore di pensare di aprirsi o pensare di raccontare, pensare di dire quello che non va. Oppure anche talmente tanti pazienti per pochi medici che i colloqui vengono fatti uno ogni 3 mesi, per cui nei mesi in cui il paziente è da solo, il lavoratore è da solo, decide di curarsi come vuole, e quindi una situazione molto, molto difficile. E questa situazione la stiamo vivendo negli ultimi mesi in maniera molto importante. Io penso davvero che la malattia psichiatrica deve essere ripresa seriamente e rivista seriamente, perché non può essere la cura che ti danno, ma deve essere una situazione molto più profonda e molto più vissuta con trasporto. Anche questi pazienti hanno diritto di lavorare, hanno diritto di farsi una vita, ed è giusto che vengano seguiti come devono. Sono d'accordo con quello che diceva il dottor Monari prima: se non c'è una struttura esterna o una struttura psichiatrica adeguata in numero, in competenze, in capacità, questi persone, questi lavoratori veramente sono abbandonati a se stessi. E non ci saranno tante RSU, tanti delegati o tanta altra gente che dà una mano, perché oltretutto la malattia psichiatrica, io vedo nel nostro piccolo, è sempre vista come una malattia da tenere lontano. Poca gente si prende cura del psichiatrico, quindi c'è anche proprio una sorta di isolamento. Quindi riparlare di queste malattie e fare una verifica su quello che sono le strutture esterne e su quello che i centri di salute mentale, le comunità possono fare, secondo me è fondamentale. Paola, siccome è appena arrivata una domanda per te, non so se tu la visualizzi, la leggo ad alta voce. Avrei una domanda per Paola Morandin da parte di Riccardo Del Todesco. Quali pensa che potrebbero essere le iniziative che l'Electrolux dovrebbe mettere in campo per seguire i lavoratori più fragili della struttura?
adesso da vedere se l'Electrolux, se si può sperare qualcosa nell'Electrolux o nella cosa pubblica. Comunque rispondi. Io penso che sarebbe troppo bello che le aziende mettessero in campo qualcosa. Penso che per fortuna c'è una legge dalla nostra parte che dice che c'è una percentuale di persone fragili, il 7%, che le aziende sono obbligate ad assumere. E io penso che le aziende fin qua arrivano, e non sempre arrivano a far questo, nel senso che la legge dice una cosa, dove tu controlli sai che la percentuale di soggetti fragili c'è, e dove tu non controlli per i soggetti fragili non sono. Dopodiché, secondo me, l'unica cosa che si può fare è una discussione tra l'azienda e quello che può essere un delegato o l'RSU, in modo segnalare la persona che sta male, quindi che l'azienda non proceda, che l'azienda non intervenga in maniera tra virgolette violenta sulla persona che magari ha qualche difficoltà, ma che trovi magari una discussione con il delegato, con l'RSU, con la famiglia, col medico di base, va bene qualsiasi cosa. A noi ad esempio spesso chiamiamo i medici di base, chiediamo l'intervento, molto assenti, qualche volta ci riusciamo, qualche volta no, su queste cose sono molto assenti, però ad esempio sarebbe positivo che l'azienda intervenisse magari sul medico di base, segnalando, sull'assistente sociale, sul delegato, senza magari passare a azioni forti come tante volte si vede fare. Anche se posso aggiungere, oltre alla struttura psichiatrica che manca, io vedo che manca anche la struttura di base, nel senso che i medici di base sulle persone che hanno problemi psichiatrici sono molto assenti, se il paziente non chiede, loro non si interessano. Ci sono medici di base che non si ricordano di avere pazienti così, sono mesi che non vedo il mio dottore di base, mi viene raccontato. Queste cose non vanno bene, perché devono comunque avere dei supporti, anche solo un dialogo, ma un supporto ci deve essere. Chiaro. Giordano Padovan, vediamo se adesso è tutto a posto. Mi sentite? Perfettamente. Ok, sono contento. Intanto mi scuso per i problemi col microfono, effettivamente erano miei, ho dovuto riavviare tutto quanto perché il computer no, lo riconosceva ma non decodificava l'audio. Allora, parto insomma da quanto hanno detto le persone, compagni e compagne che mi hanno preceduto, no? L'impatto del Covid sulla psichiatria, l'unica cosa che sono d'accordo tutti è che sarà enorme. Cosa ciò comporterà nello specifico non lo dice nessuno. Io ho tradotto, intanto che tentavo di mettere a posto il microfono, l'abstract, anzi le conclusioni di un articolo che è uscito da pochissimo, che è uscito sulla rivista che attualmente ha il più ampio impact factor in psichiatria. Voi sapete che l'impact factor è la tirannia, no, dei ricercatori, e sostanzialmente è un indice che misura quante volte viene citato da altri scienziati un articolo in un dato periodo di tempo. Questo qui è stato spedito a settembre e pubblicato adesso. Fa tutto un discorso complessissimo e poi conclude dicendo queste cose. La psichiatria ha incontrato sfide uniche durante la pandemia Covid-19, ma è stata in grado di continuare a livello virtuale molte cure di routine quando molte altre specialità mediche si sono fermate. La pandemia sta causando grande disagio nella società e questo si traduce in tassi crescenti di depressione, ansia e altri disturbi psichiatrici. È probabile che questa tendenza continui. La psichiatria è stata chiamata a guidare gli sforzi per trattare questi disturbi e alleviare i disturbi psichiatrici e il disagio,
ma ciò richiederà una stretta collaborazione con i medici di base e con quelli di altre specialità, nonché un rinnovato sostegno e investimenti da parte della società. Quello che lo scrive qua è un gruppo di Harvard. Come dire, non è che dicano moltissimo, no? E tutti gli articoli più o meno sono su questo tono. L'unica cosa che si riesce un po' a intuire, insomma, tentando di tradurvi dallo psichiatrese di ricerca più stretto, è il fatto che la frase sibillina che dice alla fine è importante il contatto con i medici di base. Questo significa che il più grande rischio epidemiologico dal punto di vista psichiatrico che noi avremo nei prossimi mesi e anni è la sottodiagnosi, no? Quello che più o meno è stato detto a vari livelli di chiarezza da tutte quelle persone, i compagni che mi hanno preceduto, più chiaramente di tutta la compagna Morandin appena adesso, insomma, da gente che sparisce, no, dal panorama diagnostico, che sostanzialmente non si lamenta, sta a casa, non rompe le scatole e si riduce sempre di più a un guscio, e poi si interviene quando, se non è troppo tardi, la faccenda si è complicata a tal punto da causare poi non solo le spese ingentissime che ricordava all'inizio Tiberio Monari di aggravio, no, dei costi non solo sanitari ma anche di assenza dal lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche proprio un peggioramento della qualità della vita, perché queste spese, no, in più non sono assolutamente sufficienti poi a compensare il danno che c'è. Non ci sono c'è un sacco di lavoro di questo tipo. Allora io ho inserito su PubMed, che è il sito, sulla base del quale viene calcolato l'impact factor, che è sostanzialmente la tirannide delle tirannidi dei ricercatori, che dipende sostanzialmente dal Congresso degli Stati Uniti d'America, e che è un po' dove vengono depositati tutti gli articoli medici del pianeta Terra, non solo quelli in lingua inglese ma anche gli altri. E mettendo Psychiatry and Covid-19, cioè solo in lingua inglese, ci sono 4.623 risultati. Ora, è inutile che io vi dica che li ho letti tutti, perché è evidente che non è così. Però il tono è più o meno sul buon senso di quello che vi ho detto. Non ci sono grosse indagini, non c'è niente di niente. E proprio c'è un'assoluta, come posso dire, pressione a il non fare indagini, a non fare inchieste, a non testare veramente quali sono i livelli attuali della patologia e quelli presuntivi, no? Quindi andare a vedere i marker, no? Noi sappiamo che nella popolazione l'emersione di alcuni sintomi in determinate fasi, no? Possono, su piccola scala, cioè nel senso che noi abbiamo dati su piccola scala, crisi regionali, carestie, guerre, eccetera, eccetera, determinare poi grandi epidemie psichiatriche, no? E questa cosa non viene fatta, non viene fatta. Io, se poi avanzerò del tempo, vi parlerò. Avevo tentato di presentare una ricerca in carcere su questa cosa, e sostanzialmente mi è stato detto dal Ministero di Grazia e Giustizia, almeno di una delle due carceri, di farlo quando sarà finita l'epidemia, che ovviamente serve sostanzialmente come della sabbia nel Sahara, e quindi non lo farò. Però arrivo al dopo. Volevo dire che quando uno parla di epidemia psichiatrica, ha ragione per 1000 motivi, no? Non solo perché esiste l'epidemiologia, ma anche perché nel significato più comune del termine, l'epidemia è sempre stato un qualcosa di connesso con le malattie mentali. Vedo se riesco per caso a eh? Se sto riuscendo a condividere il mio schermo, ditemelo, se no lascio perdere. Ecco qua. Ditemi, vedete? Sono riuscito a connettere o non vedete nulla? Mi sentite?
Sì, si vede Venezia. Ok, si vede Venezia. Voi pensate che insomma, per buona parte del Medioevo, tutta l'età moderna e fino agli inizi del Novecento, fondamentalmente tutti i ricoverati psichiatrici di Venezia andavano qui le donne, si chiama San Clemente, e qui gli uomini a San Servolo, dove c'è ancora il Museo Internazionale di Storia della Malattia Mentale, che consiglio a tutti di visitare, no? E fondamentalmente, no, vedete, qui dietro, no, track più o meno, c'è San Servolo e dietro ancora l'isola degli Armeni. Questo per dirvi che fondamentalmente per gran parte della storia, ecco, questo qui è da fuori, potrebbe tranquillamente essere un lazzaretto, no? Se non vedete l'isola del Lazzaretto non è tanto dissimile a questo. Per buona parte della storia, no, le malattie psichiatriche e le malattie mentali sono state fondamentalmente tenute assieme. Tenute assieme per vari motivi. Per mettere la condivisione. Tenute assieme per vari motivi. Se voi ci pensate, ancora adesso le malattie mentali e le malattie infettive sono tenute assieme da un elemento, no? Cioè la possibilità dell'intervento coatto in maniera istituzionalizzata, no? In questo caso più che il TSO, l'ASO, cioè l'accertamento sanitario obbligatorio. La ratio, no, è che se io mi prendo Ebola, posso morire di Ebola in un buco, ma non posso determinare un'epidemia di Ebola, di febbre emorragica nella popolazione, no? Quindi in realtà la mia libertà viene comunque limitata dal fatto che sono malato, no? E se voi ci pensate, questo qui è l'elemento principale, cioè nella storia fondamentalmente chi cura la malattia mentale e chi cura la malattia infettiva non viene nemmeno nella società borghese e capitalistica dell'individuo, non deve curare il mero individuo, ma deve curare la popolazione e la comunità. Deve proteggere la comunità dall'untore, no? Dalla colonna infame di Mazzara Memoria, e deve proteggere il popolo dall'ira funesta, dalla cieca rabbia, dal raptus del folle, del matto, no? In più esistono anche un paio di malattie mentali, malattie infettive, che determinano alterazioni mentali, ad esempio il tifo, no? I tifosi allo stadio, perché il tifo addominale da questa cosa. Allora, è abbastanza bizzarro, no? Io ho ancora in carcere una targa, no? In cui c'è scritto, quella stanza, no, dell'infermeria, c'è scritto infettivologia, psichiatria, SERD, no? E c'è anche, no, oltre a essere il fatto che sono le malattie per le quali ti vieni privato della libertà anche se non sei reo di alcunché, vieni rinchiuso in una parte, curato a forza per curare la popolazione più che per curare te a volte. In più sono anche le cose proprio che vengono, come diceva prima Paola, lontane dagli occhi, lontane dal cuore, nessuno ci vuole pensare, c'è anche un giudizio un po' morale su queste cose, no? Sulla gente che si droga brutti, sulla gente che è infettata sporca e sui malati psichiatrici, matti, cattivi e quant'altro, no? E questo qui è un qualcosa di strutturale. È assolutamente però bizzarro, no? Che questa, come posso dire, non richiesta vicinanza fra la malattia mentale e la malattia infettiva, no? Fra il tubercolario, il lebbrosario, il lazzaretto e l'ospedale dei folli, il manicomio, l'ospedale psichiatrico, eccetera, eccetera, come istituzioni totali e quant'altro, cessi proprio nel momento in cui la psichiatria servirebbe questa vicinanza. Perché? Perché l'epidemia questa epidemia di Covid rischia di iniziare come un'epidemia fondamentalmente di interesse dell'ambito della cosiddetta fisiopatologia della respirazione, ma di finire
come un problema che sta in ambito prevalentemente psichiatrico, attraverso quali come posso dire, attraverso quali strade, no? La prima è lo stress diretto, no? Ad esempio io insomma so che ci sono molti servizi psichiatrici di diagnosi e cura, anzi veramente molti in Veneto, che sono overbook, sono pieni. Cioè ogni volta che bisogna ricoverare una persona in questi giorni, nelle ultime 2-3 settimane, è una tragedia, è un Tetris di posti, di gente che va spostata da un posto all'altro. Ovviamente ci sono posti del Veneto presi meglio di altri, ma diciamo i servizi delle città più grandi sono assolutamente sotto acqua, e questo è un segno ovviamente di una sofferenza e di uno stress della popolazione. Vi dico quindi, io questo stress avevo tentato di misurarlo con una cosa che vi farà un po' ridere. Insomma, la mia idea si chiamava, in inglese era simpatica, almeno per me, era Terence Hill Single Slap versus Bud Spencer Double Slap. Non so se avete presente che di solito Terence Hill dà uno schiaffone alla volta e invece Bud Spencer ne dà 2 insieme. All'inizio del Covid, pensatevi alla prima ondata, lo stress determinato dalla malattia aveva 2 gradi, no? 2 gradi principali. Il primo era la paura di ammalarsi, connesse con tutta una serie di paure che poi hanno preso il sopravvento, no? Ovviamente, quindi connesse comprendenti la paura della crisi economica, di perdere il posto di lavoro e dell'impatto sociale che questa malattia avrebbe potuto avere e ovviamente ha avuto. Dall'altra parte c'era il trauma della reclusione, no? Cioè il fatto che io fino a ieri ero libero di circolare e oggi mi trovo precipitato in lockdown. Sarebbe stato interessante, io me l'ho messo d'accordo con l'Istituto Mario Negri di Milano, che stava facendo un lavoro a riguardo. Il presidente storico adesso, che si chiama Silvio Garattini, è uno dei leader, insomma, del movimento, insomma, del movimento d'opinione, più che organizzato che non è veramente molto, per la richiesta, a cui partecipa anche il partito, per la richiesta della sospensione dei brevetti sui vaccini, che in questo momento è fondamentale produrre ovunque si possa, e lì veniva, come posso dire, venivano fatte delle domande abbastanza simili, assolutamente sovrapponibili, ai detenuti e alla popolazione di riferimento di questa enorme inchiesta che si stava facendo col Mario Negri. Questo avrebbe potuto consentire come quello che in inglese viene chiamato disentanglement, cioè disaccoppiamento fra i 2 schiaffoni che ti dà Bud Spencer, ossia il fatto che vieni recluso e il fatto che ricordati che devi morire, come diceva, o t'ammali o te stai malissimo o muori, se non muori te muore un tuo caro, se non muore un tuo caro verrai licenziato te, un tuo caro comunque andrà malissimo. L'outlook, come dicono i signori della borsa, è veramente negativo. E dall'altra parte la paura di la reclusione, no? I detenuti, poveretti, avevano avuto questi 2 stress in momenti diversi, ok? C'era una diacronia, non avevano avuto lo schiaffone in maniera sincrona, ma in maniera asincrona, quindi diacronica. Prima li hanno messi in galera, 1, 2, 10, un ergastolo di anni prima, e dopo hanno avuto anche questo problema, l'idea di essere rinchiusi e quant'altro. Ora, voi credete che io non penso di non essere stato l'unico a proporre uno studio del genere, perché non mi sembra molto difficile da progettare, e ovviamente questo non è stato fatto, no? L'idea che ho un po' io è quella che se noi andiamo a scoperchiare il vaso di Pandora, cioè se noi andiamo veramente a misurare per bene, a fare un'inchiesta anche quantitativa e non solo qualitativa, su quello che può essere l'impatto del Covid sulla popolazione, c'è paura di non riuscire più a ricoprire il tombino, nel senso che noi abbiamo accumulato tutta una serie di problematiche in Italia e nel Veneto in maniera particolare, nel senso che le cifre sono quelle che ricordava Tiberio prima. Noi
spendiamo circa la metà del minimo che dovremmo spendere a livello nazionale per la psichiatria, che dovrebbe essere il 5% della spesa sanitaria regionale, e non siamo in grado di far fronte a determinate emergenze. La cosa più drammatica è che ci sarà questa enorme, come posso dire, epidemia di problematiche psichiatriche connesse al Covid come onda lunga, ossia quello che noi stiamo vedendo, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Mestre o di altre città che sono pieni da settimane, no? È un fenomeno acuto, no? Siamo in un nuovo lockdown. Quale sarà lo strascico cronico, no? Lo strascico cronico dipende da tutta una serie di misure di conseguenze dirette, no? La long syndrome del Covid, no? Determinate abitudini che si sono incistate, il fatto che esiste un fenomeno durante le emergenze che viene chiamato l'occhio del ciclone della schizofrenia, per cui molti pazienti psicotici durante situazioni di forte crisi sembrano avere un corteo sintomatologico più ridotto. Io facevo lo psichiatra nella Riviera del Brenta quando c'era stato l'uragano, e per un paio di settimane io avevo quasi tutti i pazienti perfettamente in bolla, gestibilissimi, che aiutavano, eccetera, eccetera. È chiaro però che questa compressione dei sintomi che hanno molti pazienti, soprattutto i pazienti psicotici, a un certo punto, più lunga è stata, più quando viene tolta determinerà un immediato aggravio di lavoro anche nell'immediato. In più abbiamo tutta una serie di problematiche croniche, gente che non si è curata per molto tempo, patologie che sono incistate, ma anche poi tutta una serie di problematiche sul quale è molto difficile discutere in poco tempo, connesse col cambio delle abitudini di vita del Covid, ma soprattutto con il cambio di prospettiva che si dà al Covid, con il fatto che molte persone avranno perso il posto di lavoro, con il fatto che c'è in vista il blocco cioè la fine del blocco dei licenziamenti. Nel frattempo, durante l'ultimo anno di pandemia del Covid, è anche stato pubblicato un bellissimo articolo che dimostra finalmente, almeno in medicina, che l'acqua è umida, ossia che lo stress più grande che si ha mediamente nel lavoro è il licenziamento, più di ogni altra cosa, perché ovviamente se io non ho di che sostentarmi, quando ci sono i licenziamenti di massa, io non troverò lavoro da un'altra parte, guarda caso, quello più del mobbing, è lo stress più grande e difficile da affrontare. E anche questo, no, che è una causa del Covid, cioè è causato dal Covid, non è causato dal Covid, ma quando il governo Draghi toglierà il blocco dei licenziamenti, perché lo farà, noi ci dobbiamo aspettare, non stiamo facendo nulla, no? Sappiamo che queste cose stanno per arrivare, sappiamo che la psichiatria attualmente è sotto pressione in maniera molto ampia, e sappiamo che avremo un'onda lunga molto alta e molto lunga, e non stiamo facendo sostanzialmente nulla a riguardo. Ora, io penso che le cose principali sarebbero, ad esempio, riaprire le inchieste, le analisi come quella che vi ho proposto, molto più semplici, molto più difficili, su più vasta scala, su meno vasta scala. Ma penso, come vi dico, che quello che manchi, sia a livello nazionale che a livello, insomma, della regione, sia la volontà politica di rischiare che poi, se io faccio indagine scientifica, abbia poi dei risultati che non riesco a gestire, perché mi darebbero un outlook talmente negativo che non ho voglia di metterci le risorse sopra. E quindi fondamentalmente andiamo avanti in questa maniera. Il punto, cioè l'unica roba che ci può dar speranza, è che questo atteggiamento è diventato talmente parossistico, no? Cioè non è più solo di natura ideologica, di natura capitalistica, di natura di classe,
ma è anche proprio diventato talmente solipsistico che determina, come diceva prima Tiberio Monari, anche ai padroni più danni che altro. Quindi questo è l'unico raggio di luce, è che basterebbe, per i livelli drammatici in cui siamo, che i padroni fossero un pochino più intelligenti, non un pochino più illuminati. Però attualmente, insomma, io purtroppo non ne vedo grande ombra e fatico a darvi speranza in tal senso. Grazie mille a Giordano Padovan e credo che gli spunti siano molti per il proseguo dell'iniziativa. E ora la parola a Alberto Cocco, insegnante e rappresentante sindacale della scuola, che ha chiaramente il punto di vista legato alle giovani generazioni. Grazie Gabriele, buonasera a tutti, ciao. Sì, io ringrazio Gabriele della possibilità, non ho un osservatorio molto vasto e ampio tale da esaurire la problematica e il tema che stiamo affrontando, che è sicuramente molto, molto importante. Prima mi veniva in mente, mentre parlava Giordano, mi veniva in mente che la regione Veneto, se vi ricordate, al tempo dei suicidi degli imprenditori aveva fatto partire il servizio di sostegno psicologico per gli imprenditori in difficoltà colpiti dalla crisi, perché potessero avere un supporto psicologico. Non mi sembra che stia facendo altrettanto per la popolazione. E così come anche la scuola a settembre aveva lanciato l'ipotesi del sostegno psicologico, fornendo un contributo di 5.000 euro perché le scuole assumessero degli psicologi da inserire, da utilizzare a scuola. Io non ho i dati di quante scuole abbiano fatto questo tipo di intervento. So che la mia scuola, per esempio, ha un servizio di sostegno che è pagato però con i contributi dei genitori, e quindi insomma ancora una volta la scuola si è trasformata da istituzione in servizio, e sempre di più in servizio a domanda individuale, ma questo è un altro discorso. Il mio osservatorio è quello di un liceo scientifico, della città di Treviso, quindi insomma un osservatorio privilegiato sicuramente, in cui il tema del disagio scolastico, e con disagio scolastico si può dire tutto e niente, immagino che mi confermino i dottori medici che il termine disagio scolastico è un aspetto del disagio giovanile, e è un fenomeno complesso legato sicuramente alla scuola come luogo sia di insorgenza ma anche di mantenimento, ma soprattutto è anche a variabili ovviamente personali e sociali di altra natura, che vanno dal contesto familiare, il contesto culturale, il contesto sociale, e quindi è determinato da una, diciamo, sovrapposizione di più fattori, e quindi diventa insomma in qualche modo un termine un po' così che si usa in maniera un po' insomma generica. Comunque, per quello che riguarda i problemi scolastici che diciamo così associati al disagio scolastico, concretamente noi a scuola trattiamo in termini di disagio scolastico nei termini di difficoltà di apprendimento, fondamentalmente. Allora io vi dico che rispetto a questa situazione, prima del Covid, la mia scuola aveva al servizio, il servizio trattava un numero di casi abbastanza significativo. Comunque di questi il 40% erano ascrivibili alla sfera delle difficoltà relazionali, il 23% erano ascrivibili invece a una sofferenza intrapsichica, e il
quello che rimane, 40 e passo cos'era, a difficoltà scolastiche. Ecco, questo era più o meno il quadro che noi avevamo, che dovevamo affrontare con gli strumenti che avevamo, e le difficoltà erano il disimpegno, il disinvestimento, la scarsa partecipazione, basso rendimento, stanchezza, apatia, immobilità, comportamenti di rifiuto, di disturbo, comportamenti di bullismo, fenomeni di prepotenza, appunto andavano reazioni emotive con i compagni, situazioni, assenteismo, abbandono scolastico, insomma c'erano diversi, e noi osserviamo che il grado di disagio si è ovviamente, per la situazione, ha visto quasi sparire completamente quelle situazioni che implicano la relazione. Quindi dei tre macro aree che noi abbiamo individuato, le difficoltà relazionali sono pressoché scomparse, chiaramente, così come anche le difficoltà scolastiche si sono ridotte, non scomparse, si sono ridotte e hanno assunto una struttura, una forma diversa. Quello che è aumentato considerevolmente, in maniera che conferma i dati che hanno dato i compagni all'inizio, è il disagio intrapsichico, che si manifesta prevalentemente nei casi di ansia e di depressione tra i ragazzi. L'aumento del 30% è un aumento considerevole per la nostra scuola. E così questa sofferenza, questo disagio si manifesta proprio con l'abbandono, la non partecipazione alle lezioni, la chiusura, l'assenza di relazioni con il mondo esterno, la chiusura totale anche con i compagni e anche con la famiglia. La scuola non ha grandi strumenti per affrontare questa situazione, non ha grandi strumenti anche perché purtroppo alcune situazioni, alcuni colleghi, alcuni insegnanti mettono in atto quella stessa strategia che ha definito Giordano prima, cioè di cui ha parlato la Paola per gli imprenditori, cioè la sottodiagnosi o l'incapacità di leggere e di vedere le situazioni, per cui rischiano di passare anche appunto in secondo piano queste manifestazioni. Molti colleghi si comportano esattamente come nulla fosse, cioè come se la situazione fosse uguale, identica alla didattica in presenza rispetto alla didattica a distanza, e anche la didattica in presenza in tempi di Covid, perché cambia anche questo, come è stato detto, cambia anche il tipo di relazioni che si instaurano, perché anche la didattica in presenza manifesta esattamente quello che è stato detto prima, cioè la paura del contagio, l'ansia del contagio e della sberla di cui ha parlato Giordano prima. Questa è la prima considerazione. Quindi c'è dal lato questa problematica che noi abbiamo, che si traduce poi in un aumento anche della dispersione scolastica. Noi abbiamo raggiunto ormai tassi che sfiorano il 20% di dispersione scolastica, e a Treviso, in provincia, in alcune siamo complessivamente sul 13%, ma in Italia ci sono addirittura regioni, sapete, che sono oltre il 20%, ma sicuramente eravamo sotto il 10%, verso l'8% prima dello scoppio della pandemia. In realtà era un fenomeno che stava già aumentando già prima, dal 2018-19, si stava già determinando, ma è aumentato, come accade spesso, con lo scoppio della pandemia. E non abbiamo strumenti per recuperarlo. Le famiglie si rivolgono
agli uffici per la dispersione scolastica, ma anche lì mancano effettivamente mancano gli investimenti, mancano gli strumenti, come si diceva prima, come diceva Rosa prima, la presenza a scuola di una equipe psicopedagogica sicuramente sarebbe importante. L'altro aspetto che volevo mettere in luce è che, chiedo anche agli esperti qui se cosa ne pensano, l'altra considerazione che abbiamo fatto come docenti è che quello che noi assistiamo che verifichiamo continuamente e che pensiamo possa avere una conseguenza per quanto riguarda proprio il disagio è il tema della riduzione o della violazione, meglio non la riduzione, della violazione degli spazi di prossimità che noi verifichiamo in didattica a distanza, soprattutto perché in presenza. Mia moglie, che lavora all'ufficio per la dispersione scolastica, l'ha definita una sorta di incesto continuo che si verifica da parte dei genitori che intervengono, sono presenti durante la lezione nella stanza, guardano i propri figli fare lezione, ascoltano i propri figli che fanno le interrogazioni, seguono continuamente praticamente la vita dei figli, e questo avrà sicuramente un impatto. Non so quale, chiedo appunto agli esperti se questa cosa è sensato preoccuparsi e che tipo di impatto potrebbe avere sulla psiche dei ragazzi. E chiudo infine con un rapido cenno a tutta la questione degli alunni disabili con disagi psichici a scuola. E questi, noi, io appunto non abbiamo a scuola, ne abbiamo pochi come liceo, ci stiamo aprendo adesso, ma è un problema che effettivamente deve essere affrontato, perché fino ad ora sì, è vero che gli alunni con difficoltà e disabili hanno continuato ad andare a scuola, ma la sensazione che abbiamo avuto tutti è che la presenza dei ragazzi a scuola fosse praticamente un parcheggio per garantire una sorta di babysitteraggio per le famiglie e dare un po' di respiro, che comunque va bene, comunque è una cosa che forse anche questa andrebbe sicuramente bene, però non può essere solo questo sicuramente, e questo comporta una riflessione sulla formazione poi degli insegnanti di sostegno e il rapporto con la malattia e tutto questo. Però questo mi rendo conto, io non ho su questo alcun dato, non ho sì, ho riflessioni, ma non mi fa da sé. Ecco, io chiudo con l'ultima cosa, la considerazione per quanto riguarda gli insegnanti, anche per gli insegnanti il carico di ansia e di paura sta sicuramente aumentando. Notiamo e registriamo una stanchezza sempre maggiore, una difficoltà sempre maggiore di relazione anche con l'istituzione, con i ragazzi, con le famiglie, e anche questo non sappiamo che ricadute potrebbe avere. Grazie a tutti e sono qua per domande eventualmente. Allora, non ci sono domande sui social, su Facebook e su YouTube, ci sono interventi che chiaramente confermano ciò che i relatori stanno dicendo, confermano e portano dei punti di vista. La difficoltà nella quale si trovano non solo i lavoratori dipendenti ma anche il lavoro autonomo. Abbiamo fatto recentemente una conferenza nazionale sul tema, la necessità di proseguire la battaglia sugli sfratti, contro
per il mantenimento del blocco degli sfratti, per il mantenimento del blocco dei licenziamenti, quantomeno fino a tutto il 2021, e chiaramente anche delle conferme di quello che diceva Alberto legate al mondo della scuola. Io ridarei la parola a Tiberio Monari per un secondo intervento, siccome ci sono state delle sollecitazioni, insomma, alla discussione importanti, e Tiberio, se vuoi fare il secondo intervento e ampliare, insomma, le cose che hai già detto. No. Il microfono. Dicevo, non essendo giovane, ho lavorato anche in manicomio a Feltre molti anni fa, e mi ricordavo le cose che diceva la compagna Rosa, mi pare, no? Sull'importanza che già allora si faceva, sull'importanza del lavoro di KIP, sulla valorizzazione della professione, che era una metodologia di lavoro che non era tanto presente in altri settori della medicina, no? Poi ricordo infatti che i manicomi erano sotto la provincia, no? E sotto il Ministero degli Interni, non sotto il Ministero della Sanità, così. No, sono state dette moltissime cose interessanti, voglio dire, prendo ad esempio le ultime che diceva il professore. Sì, io penso che, voglio dire, sono molto preoccupato per quelli che saranno, voglio dire, gli effetti a posteriori del Covid, nel senso che questa mancanza di relazioni, questa mancanza di scambio fisico anche, voglio dire, tra i ragazzi e i professori, eccetera, penso che sia molto difficile da elaborare per loro. Porta un po' una realtà virtuale, voglio dire, no? Che non ha a che fare con la realtà che viviamo tutti i giorni, di cui abbiamo bisogno, no? Noi. E questo fa pensare un pochino a tante cose, e si associa al discorso che facevamo un po' all'inizio, a una situazione di scarsissima considerazione, voglio dire, della salute mentale. Cioè, quando è ancora con degli aspetti, voglio dire, culturali di diffidenza, di pregiudizio. Cioè, io ricordo che in questa regione è uscita una DGR che parlava della normativa per cui il paziente psichiatrico, non il cittadino, la persona, ma il paziente psichiatrico che si ricava in pronto soccorso veniva ricoverato in psichiatria, su cui la Società Italiana di Psichiatria, noi come CGIL abbiamo fatto le nostre osservazioni. Oppure la DGR 1673 di un paio di anni fa, che prevede delle strutture di 20 più 20 posti senza limiti di tempo, che qualcuno ha definito dei manicomietti, no? Quindi non dei posti dove si fa un lavoro di tipo riabilitativo, cioè si ridanno delle abilità alle persone che la malattia aveva tolto, ma si fa un lavoro di contenimento. Un lavoro di contenimento senza limiti di tempo. Il discorso che si faceva anche prima dei tempi molto lunghi delle comunità a volte fanno pensare più a un lavoro di contenimento che un lavoro di riabilitazione. Per quello che diceva anche la Paola Morandini, giustissimo, ma quando noi facciamo degli studi, sono stati fatti degli studi che dicevano quanti pazienti uno psichiatra può vedere adeguatamente. E io in uno studio che ho letto parlava di 100 pazienti. Qua abbiamo un carico di lavoro di 300 pazienti, più turni in reparto, più questo, più quell'altro, eccetera. Come riusciamo adeguatamente a seguire i pazienti con questi numeri? Ma non solo noi psichiatri, gli psicologi, che è una categoria pochissimo considerata, voglio dire, gli assistenti sociali, gli educatori, il discorso che già facevo prima, ma ripeto, perché è come se in un tavolo operatorio mancasse l'anestesista, mancasse il ferista, eccetera, eccetera. In un CSM si deve fare un lavoro sul territorio, c'è voglio dire, dei progetti interessantissimi, no? Che vengono fatti proprio utilizzando il lavoro di rete, i rapporti con i comuni, il rapporto con le società di volontariato, voglio dire, con la comunità, voglio dire, di cui la persona fa ancora parte, no? Non è, voglio dire, una persona da isolare, da mettere in una struttura per anni e anni o addirittura senza limiti di tempo. La persona deve cercare di reinserire nella società, nella vita sociale. Sì, non a caso quando Giordano faceva vedere la Venezia, mi veniva in mente una delle prime esperienze
di luogo dove tenere i pazienti psichiatrici era una barca che si chiamava la Fusta, che quindi non era, che vagava nella laguna, quindi non era né in mare né in terra, eccetera, in un territorio un po' sospeso. Ecco. Poi quello che a me sconvolge è appunto questo discorso di mancata erogazione dei diritti. Quando io prima citavo quello studio dove dicevo che un paziente su 2 riceve in un centro di salute mentale, dati riferiti al 2016, vuol dire che a 1 su 2 è negato. Poi tenete presente che c'è ancora molta difficoltà a rivolgersi ai centri di salute mentale, quindi voglio dire molte persone che hanno bisogno o tengano dentro, vanno privatamente e così via, eccetera, ma non è, voglio dire, sono percentuali molto variabili che qua non cito, però voglio dire, non è che tutte le persone che hanno una sofferenza mentale vanno ai centri di salute mentale. Se quelli che vanno, 1 su 2 ricevono una risposta adeguata, a me, voglio dire, è come se il diritto alla salute viene erogato a un cittadino su 2. Se tutti i vari servizi, CSM, DOS, centri diurni, voglio dire, gli SPDC non hanno personale adeguato, non garantiscono adeguata assistenza. E su questo, guardate, sono stati fatti anche dei progetti obiettivi, ma bisogna applicarli. Perché ne va voglio dire, di una adeguata tutela della salute mentale delle persone. Sul discorso dei minori che vi citavo, anche lì voglio dire, cioè, è ancora più grave, perché non intervenendo prima, oltre a non curare sul momento, porti a un rischio di cronicità molto elevato. E tra l'altro, come diceva Giordana a volte, ci sono delle logiche che sfuggono, perché io sono rimasto molto turbato quando le vecchie unità locali sociosanitarie, sono state trasformate in azienda. Beh, insomma, un'azienda a me dà un'altra immagine, voglio dire, rispetto a un ente che si occupa di salute, da una parte. Poi a volte non mi pare che ragionino l'azienda, perché voglio dire, gli studi che citavo prima, il discorso della prevenzione, investire in prevenzione, tra virgolette, oltre che un dovere etico-morale, conviene anche perché si risparmia, voglio dire, in interventi successivi, eccetera, si fa pochissimo. Investi in adeguati servizi, anche questo voglio dire da un punto di vista economico, lo studio che citavo prima di Cilson porta addirittura un guadagno, oltre che dare più servizi, non viene applicato. Cioè ci sono delle logiche che a volte veramente faccio fatica a capire e così via. Quindi questo un pochino la riflessione. Il Covid ha sbilanciato completamente questa situazione, voglio dire, il Covid ha portato a situazioni che anch'io condivido le riflessioni che hanno fatto molti di voi, sono molto preoccupato sull'onda lunga, voglio dire, su quello che potrà succedere più avanti, insomma, non nell'immediato. E la lotta per i servizi del territorio, penso che sia una lotta che unisca e debba unire, non so, noi sindacalisti, noi operatori, voglio dire, cittadini, partiti, movimenti, eccetera, perché è un diritto fondamentale quello della salute, non può venire erogato a metà, deve essere dato a tutti in maniera adeguata. Mi fermo qua. Grazie mille Tiberio. Giordano, volevi aggiungere qualcosa? Attenzione al microfono che lo vedo spento. Eccomi qua. Perfetto. No, mi pare che insomma abbiamo delineato tutto, se poi uno deve approfondire deve metterci molto molto più tempo, quindi non so quanto valga la pena. No, stavo cercando, che volevo fare vedere così perché era bella, un'immagine della pubblica fusta di cui parlava prima Tiberio. La maniera bizzarra, perché anche questo qui potrebbe tornare, no? Apro chiudo un'altra parentesi sulla Regione Veneto e la malattia mentale. Allora, la maniera bizzarra di trattare la malattia mentale della Serenissima Repubblica era quella sostanzialmente di mettere fra i malati psichici in maniera estremamente benevola i dissidenti politici, no? Anche Giacomo Casanova venne considerato malato di mente e c'erano talmente tante persone sulle pubbliche fuste che erano in realtà delle galere, no? Sapete che l'evoluzione che fanno i veneziani della galea è la galera, e venivano disalberate, avevano tolto gli alberi e venivano ancorate. Ora, i malati venivano lasciati tutto il giorno duri ai banchi, come si diceva, che c'è il fortunale, duri ai banchi a remare.
e vennero spostati sempre più a largo nel bacino di San Marco perché determinavano troppa corrente. Cioè praticamente questi remando diventavano una corrente, perché poi esistono addirittura delle bolle dogali che dicono di spostarli un po' più avanti perché stimati e forse era male a romperti i coglioni con la cosa. E l'ultima cosa che voglio ricordare è che quando è stata, come posso dire, è stato promulgata la legge Marino, no? Cioè la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'apertura delle REMS, che è una cosa che da psichiatra penitenziario mi riguarda parecchio da vicino, venne richiesto di fare una struttura che avesse 45-50 posti per appunto per le misure di sicurezza degli autori di reato, malati psichiatrici incapaci di intendere di volere, e la Regione Veneto invece di farne 45-50 ne fece più di 100. E se vi ricordate bene, il Consiglio regionale fu commissariato. Poi fu commissariato per qualche giorno perché poi iniziavano le procedure elettorali. Però fu addirittura commissariato perché fu l'unico fra le regioni e le province autonome a non riuscire a presentare in tempo un piano di ottemperanza alla legge Marino, ossia di creazione di una struttura dove poter costruire una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ossia di ciò che superava l'OPG. E quindi sì, siamo un po' a questi passi e fondamentalmente deve essere un impegno politico prendere in mano questa cosa, anche perché in questa fase la psichiatria tornerà, temo, a essere un qualcosa di potentemente legato al lavoro, alle condizioni del lavoro e al mondo del lavoro. Io penso alla medicina del lavoro, con questo concludo, per quella che vedo, e mi sembra sempre, no, come posso dire, un pochino in ritardo. Negli anni 70, 80 era attentissima alle silicosi, no? Ai minatori che non c'erano già più. Mentre il problema era la tossicologia industriale, che faceva vittime, faceva i morti per monocloro di vinile, no, di angiosarcoma epatico, faceva i morti di mesotelioma pleurico per amianto, faceva tutti i morti che vediamo, no? Ancora adesso, ci mettono decenni. Dopo iniziò a occuparsi di tossicologia industriale quando il problema era l'ergonomia, no? Catene di montaggio, posizioni assurde, gente che rimaneva sostanzialmente invalida per dei movimenti innaturali che non avevano nessuna corrispondenza con i movimenti normali che fa un corpo umano. Adesso invece tutti sanno un sacchissimo di ergonomia, no? Usare le tal scarpe, la tal sedia, eccetera, eccetera. Comunque molte persone vedo che lavorano a mal di schiena, e invece adesso verosimilmente l'emergenza è per l'appunto l'alienazione mentale, quindi non l'alienazione mentale come tutta la psichiatria, quella degli alienisti, ma proprio quella corrispondenza, no, che ha questa sintomatologia che si diffonde sempre di più, che ha nei concetti di alienazione, quelli più semplici da spiegare in psichiatria sono quelli della dissociazione, che ha due settori: la depersonalizzazione, ma io sono veramente io o sono un po' più falso di ieri, e la derealizzazione, ma la realtà è veramente la realtà o è come una quinta di Sergio Leone sul Punto della Strada? Allora, senza arrivare a questi temi, questi sono i sentimenti base che molti studi vedono alla base della creazione di molte nuove patologie lavorative che si sommano alle vecchie, la paura di essere licenziato in un mercato e non trovare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi adesso invece dovremmo investire anche a livello della medicina lavorativa sulla psichiatria, no? Cioè su nuovi problemi che ci sono adesso, no? E non quelli precedenti, no? Andare un po' forti e pretendere, insomma, che all'interno dei luoghi di lavoro, vedo qui, cioè, l'esempio più alto che abbiamo in provincia di Treviso, probabilmente in regione, è quello dell'Electrolux, in cui c'è un movimento
operaio interno molto forte, e secondo me una cosa interessante è proprio quella di chiedere un monitoraggio della salute mentale. E chiudo dicendo che la salute mentale è sempre connessa col lavoro, no? Per questo motivo. Io faccio sempre questo esempio. Se noi prendiamo due persone, prendiamo un signore di 45-50 anni, alto 1,75 m, che pesa 130 kg, 140 kg, che fuma 30 sigarette al giorno, si beve un paio di birre, mangia porcello, non muove una paglia, non è mai andato a correre, non ha le scarpe da ginnastica. Gli viene un infarto, no? Viene ricoverato su al Codevilla a Cortina o a Mota di Livenza, insomma, va bene. Dall'altra parte c'è una signora, 45-50 anni, che la chiamano di sabato, che l'unica volta che il marito è andato a prendere i figli a scuola è stato schiacciato da un tir, lui e i suoi 2 figli, fine della famiglia. La signora le capita una roba che noi chiamiamo depressione reattiva, in questo caso reattiva al lutto. Voi pensate ai luoghi di lavoro di questi. Allora, il tizio sarà in riabilitazione, quello che ha avuto un infarto, giustamente un 6 mesi, se vuole avere speranze di vivere, no? E la gente dirà, poretto, è così giovane, che ha avuto un infarto. La signora, se non torna a lavorare in giorni 7-10, non ha voglia di fare un cazzo. Questa e mentre lei non ha fatto nulla per beccarsi questa sfiga, poveretta. Il tizio mangiava porcello, beveva come una corna, fumava come una ciminiera, non faceva nessuna attività fisica. Però noi, cioè tutti, cioè, come posso dire, istintivamente diciamo poveretto, no, a quello che si è preso un infarto, e invece abbiamo, come posso dire, un moto di repulsa, consideriamo fancazzisti, fannulloni e assenteisti coloro i quali gli muore la famiglia e se ne stanno a casa un pochetto di più di quello che ci gira a noi in quel momento, che dovrebbero stare a casa per riprendersi. È immaginabile pensare che queste siano anche le direttive sulla quale poi il padronato si muoverà, no? E quindi noi dobbiamo giocare, secondo me, d'astuzia e spezzare questa idea che chi sta a casa perché è depresso è fancazzista. Perché? Perché non è così. Perché non è così e perché questa patologia sarà una delle sempre più frequenti cause del lavoro. Dal 2030 al 2035 l'OMS, l'indice DELI, che sono i giorni sostanzialmente di lavoro persi, dice che al primo posto non ci sarà la psichiatria ma la depressione. La psichiatria è già al primo posto in pensione dei registrati dal 2020, ma dal 2030 al 2035 sarà la sola depressione a essere la prima causa nei paesi ricchi di assenza dal lavoro, e secondo me noi dobbiamo essere preparati a questo, anche perché il Covid, esattamente come ha determinato un'accelerazione nel sorpasso del PIL della Cina sul PIL degli Stati Uniti, determinerà anche un'accelerazione su molte altre dinamiche, fra cui questa che vi ho appena detto, no? Quindi ansia, come registrava anche fra i più giovani prima Cocco, e soprattutto depressione. Grazie. Allora io vi ringrazio nuovamente tutti, Tiberio Monari, Fabrizio Baggi, Alberto Cocco, Paola Morandin, Giordano Padovan, e lascio la parola a Rosa Rinaldi per le conclusioni. Penso che sia stata una serata importante, che nel nostro piccolo siamo riusciti comunque a far dialogare il diritto alla salute, la psichiatria, le conseguenze del Covid con il mondo educativo, con il mondo del lavoro, cercando appunto di far sì di mettere assieme, credo anche un fronte di rivendicazione importante rispetto a tutti questi diritti. Vi ricordo, siccome abbiamo parlato di lavoro, di stato sociale, di reddito, di salute, che noi avremo nel nostro Veneto un traguardo importante, che è nel prossimo luglio il G20 sull'economia, e credo siano importanti iniziative come queste per iniziare a far sì che mondi diversi, esperienze diverse possano dialogare, possano appunto fare un fronte rivendicativo e di
e di agire politico comune e di massa. Prego Rosa, e grazie a te per la disponibilità e per fare le conclusioni di questa iniziativa. Rosa ha un problema di connessione, ha il video bloccato, dovrebbe sconnettersi o riconnettersi, così riusciamo a farlo intervenire. Scusate l'intrusione. Glielo comunico, se non gliel'hai comunicato tu, ma credo che lo veda. Sì, scusate, Rosa si sta scollegando e ricollegando. Eccola qua, perfetto. Vi chiedo scusa, ma non so cosa è successo. La vedevo nella fotina, per noi che siamo, diciamo, nel backstage, un po' bloccata e non so, non so dare risposte tecniche, tuttavia non funzionava, mi sono ricollegata. E io, diciamo così, non intenderei fare conclusioni, perché è un discorso assolutamente aperto, quello che abbiamo fatto, descrive in un qualche modo la realtà nella quale ci troviamo e fa emergere, questo è il tentativo che facciamo con iniziative come questa, fa emergere il che cosa si può fare, intanto la domanda, e poi si fa anche una ricerca collettiva di risposte possibili. Collettiva perché solo questa sera, diciamo, affrontando una materia così importante, così profonda come appunto la salute mentale, come il Covid può incidere sulle nostre vite, ma non soltanto, diciamo, nel privato, ma nella relazione che corre tra la persona e il suo lavoro, la persona e l'ambiente e così via. È evidente che queste riflessioni ci debbono poi portare anche ad individuare quali possano essere gli obiettivi sui quali provare a costruire iniziativa, movimento, lotta politica, perché non ci ha mai regalato niente nessuno, come ci insegna appunto Morandin. E voglio dire che io credo che sia arrivato il tempo per cui si rimetta al centro la necessità di, come dire, io non voglio dire di tornare a quando si stava meglio, che significa sostanzialmente che siamo stati capaci in questo paese, non solo in questo paese, di conquistare il miglior servizio sanitario nazionale che ci fosse in Europa sostanzialmente. Così come la riforma della psichiatria era un evento straordinario su cui bisognerebbe tornare. Sentivo parlare appunto del disagio, del come si lavora in fabbrica, al di là del fatto che la legge preveda che alcuni soggetti abbiano priorità di accesso al lavoro, ma anche il lavoro in fabbrica. Prima si diceva c'erano i medici del lavoro. Certo, io per esempio ho cominciato a incontrare le questioni della salute, dell'ambiente, eccetera, sulla vicenda Seveso. Ma io ho conosciuto una medicina del lavoro che era fatta, si chiamava SMAL, che era salute, medicina, ambiente e lavoro, a dire che appunto le quattro cose hanno bisogno di stare insieme, si intrecciano. Così a me è piaciuta la metafora della sala operatoria, l'attrezzista, l'infermiere, il chirurgo, e perché sull'aspetto, diciamo, quello forse meno misurabile, penso io da profana naturalmente, dovremmo pensare, come dire, non dovremmo pensare altrettanto che c'è bisogno
di più persone, di più figure che lavorino sulla persona, appunto nella sua interezza, come dicevo nell'intervento che ho fatto prima, e che quindi diciamo dobbiamo anche un po' uscire da una logica per cui è sempre colpa mia, colpa nostra, rischio di perdere il posto di lavoro, la prima cosa che scatta è la vergogna, la colpevolizzazione, come lo dico a mio marito, come lo dico a mia moglie, come lo dico, e quindi si interiorizza la responsabilità e la colpa in queste situazioni. Allora io penso che sia arrivato il tempo, ne stiamo parlando molto, ci si sta organizzando, abbiamo ripreso rapporti anche con medicina democratica, si è provato a rimettere, perché l'obiettivo che ci si vuole dare è quello della ricostituzione di un servizio sanitario nazionale, che si fonda appunto sulla prevenzione, che si fonda sulla multidisciplinarietà anche sui luoghi, può essere una fabbrica, un'azienda, la scuola, lo dicevo prima, appunto io ho conosciuto la scuola, ma abbiamo fatto le battaglie per avere le equip psicomedico-pedagogiche all'interno delle scuole. C'era una medicina scolastica fatta di diverse funzioni che in forma multidisciplinare intervenivano intervenivano appunto nella scuola, affrontavano le questioni più delicate di disagio, come oggi vengono chiamate, oppure appunto ci spiegava prima Coco di come viene detta, in questo momento mi sfugge. E quindi a questo obiettivo io penso dovremmo arrivare. Stasera parliamo della psichiatria con il compagno psichiatra della CGIL, con il nostro compagno psichiatra, con l'insegnante, eccetera, ed è evidente che le cose si intrecciano. Tuttavia penso che appunto dobbiamo provare a rimettere al centro le cose che avevamo già ottenuto e che hanno cancellato. Un servizio sanitario nazionale significa che la mia salute, tutta della mia persona, non attiene al fatto che io viva nel Lazio piuttosto che in Lombardia, piuttosto che in Calabria, ma significa appunto che il servizio sanitario nazionale è unico, può essere gestito dalle regioni, ma intanto bisognerebbe che fosse uno, perché il trasferimento, come è avvenuto alle regioni, ha aumentato di molto le disuguaglianze tra le persone, di molto, moltissimo. Tant'è che ha aumentato, per esempio, il cosiddetto pellegrinaggio sanitario da diverse aree del paese verso altre. E questo soprattutto ha significato anche che il pubblico il governo, lo Stato, ha definanziato, mi pare intorno ai 38-39 miliardi negli ultimi anni, i soldi tolti al servizio pubblico e alla sanità, e quindi diciamo questi soldi sono andati verso la sanità privata, perché ci sono andati attraverso il sistema della medicina convenzionata, che è il più forte competitor del servizio sanitario pubblico. Penso che dobbiamo rimettere al centro il pubblico, perché c'è poco da fare, veniva detto prima in un intervento. La sanità pubblica e la sanità privata sono due entità tra loro contrapposte, perché se lo scopo del pubblico è prevenire la patologia, prevenire la cura e fare prevenzione sulla persona, significa che i costi più alti che oggi noi abbiamo sono legati in particolare alla cura, al farmaco e all'intervento in ospedale. Ma secondo noi la sanità privata di cosa vive? Quali sono diciamo gli interventi sui quali può speculare e può guadagnare?
Allora ecco, io penso che la sanità privata è un antagonista reale di un servizio sanitario nazionale che mira appunto al benessere delle persone. Per questo io penso che sia importante provare a rimettere insieme le due S delle unità sociosanitarie locali, di avere appunto un servizio di questa entità che tiene insieme anche la psichiatria, che ha avuto una sua riforma, anzi l'ho detto all'inizio, è stato da un vero apripista. Allora questo è il punto, altrimenti ognuno guarderà, diciamo, alle proprie questioni, mentre le questioni sono a questo punto del tutto generali, riguardano tutto il sistema della salute, riguarda il fatto che bisogna, vale nei servizi di psichiatria e vale in generale, quindi se facciamo la lotta, la battaglia per i servizi di psichiatria significa metterci più personale, l'avete detto voi, c'è un numero di personale assolutamente inadeguato, se le persone che ci lavorano, le figure professionali che ci lavorano sono poche, è evidente che abbiamo servizi inadeguati e non può scatenarsi appunto la guerra tra chi ha fatto di più, chi non ha fatto, i medici. Noi siamo per esempio per quanto riguarda i medici di base per una contrattualizzazione dei medici di base, una dipendenza, quindi diciamo costruire un modello anche di intervento che preveda il medico di base. Quindi io ho detto che volevo essere breve, non voglio farla molto lunga perché naturalmente molto meglio di me anche voi avete detto. Quindi la nostra iniziativa che mette a centro il pubblico e che parte dal fatto che bisogna fare le assunzioni nel pubblico impiego, che significano i servizi, noi chiediamo che ci siano 500.000 posti all'interno dei servizi pubblici. È una battaglia possibile, sappiamo che anche le organizzazioni sindacali da questo punto di vista si stanno muovendo, hanno le loro piattaforme su questo. Credo e crediamo che gran parte dei servizi vadano reinternalizzati e vadano appunto gestiti dal pubblico. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Allora, certo, io penso che il Covid, non sono un medico, ma ho ascoltato davvero, ho anche preso appunti i vostri interventi. È vero, cioè ognuno di noi pensa che questo Covid non ci lascia come prima. Non ci lascia come prima perché ha cambiato, l'avete detto voi, totalmente le nostre abitudini. Per alcuni aspetti ci ha avvicinati, cioè una riunione come quella di questa sera evidentemente insomma ci ha avvicinati, ci ha dato anche più possibilità, ma certamente diciamo ci sono elementi di costrizione che sono molto importanti, hanno cambiato la vita dei giovani, dei ragazzi, nel rapporto tra scuola, nel rapporto tra indipendenza e famiglia, insomma, quindi ci sono molti aspetti che andranno visti. Per questo penso che appunto l'investimento pubblico da farsi e la capacità però di riformare il sistema e quindi di lavorare insieme sulla persona per discipline differenti e che ci facciano rimettere al centro non la patologia ma la persona, il suo ambiente, dove lavora, come lavora e così via, penso che siano un obiettivo che insieme dobbiamo perseguire, perché possiamo pure sperare che i padroni siano un po' più intelligenti. Io penso che loro siano più furbi che intelligenti. Non vale per tutti, perché poi naturalmente c'è il piccolo commerciante, l'azienda di famiglia è un'altra cosa. Stiamo parlando dei padroni, quelli veri, quelli della Electrolux e diciamo così dei grandi impianti. Secondo me c'è molta furbizia e tenteranno in ogni modo anche di fare in modo che questa
pandemia, diciamo, li faccia pagare il meno possibile. Abbiamo visto cosa ha significato a Bergamo, soprattutto nella prima fase, non chiudere le aziende, quindi di tutelare i diritti, tutelare gli interessi dei padroni, perché così vanno chiamati, e un sacco di gente è morta, proprio tanta, sono tante vite, tante storie, tante famiglie che sono state colpite dal lutto. Quindi credo che il lavoro che abbiamo fatto questa sera, io ringrazio molto il compagno Zanella e i compagni e le compagne di Treviso e del Veneto. Mi pare che sia stata una discussione importante, anche il coraggio, diciamo, di tematizzarla come è stato fatto e non di discuterla solo in generale, perché forse, diciamo, poi colpisce, perché ognuno di noi può essere attraversato da paure, da ansie, da angosce, soprattutto in questa fase. Allora la cosa migliore da fare è provare ad affrontare, guardando in faccia quello che sta accadendo, le cose che potrebbero accadere, e sapere che possiamo, per quello che è nella nostra possibilità, attrezzarci per fare la nostra iniziativa, combattere perché a questi problemi che sono annunciati si possa rispondere in modo adeguato. Io vi ringrazio. Grazie mille a te, Rosa, e buona serata, e speriamo a presto, magari di persona.